se lei permette vorrei trovare proprio un trucco magico. Mi faccio un trucco magico. Perché se lei c'è un po' di tempo ci faccio vedere i trucchi magici. Cacamoretto, mi faccio un trucco magico. Trucco magico! Music! Addio. Mi faccio il trucco magico. A me un foulard! Foulard! Lievita a me! Stop! Ci rogno io perché se aspettiamo che baneggio, cioè... Grazie. Music! Stop music! Re-music! Attenzione, fazzoletto vuoto! Music! Cosa fa? Cosa fa comparire una colomba? Ed è uno! Ed è due! Ed è tre! Attenzione! Via due! Soffi! E non c'è più! E rieccolo qui! Attenzione, moltiplicazione! Stop! Moltiplicazione! Ma che mi fa? Comprezzone di coin? Mi fa? Sì. Tolga davanti al pubblico, tolga gli spettatori. Tolga. Scomparso! Mi fece sperare. Ci è piaciuto questo gioco? Guarda cosa, che bella! Ma questo è Guarda giusto cosa, che bella! Ma questa è magia moderna! Pazzi sta vicino! Ho capito, lei sta uscendo pazzo perché non gli è piaciuto questo trucco, magari vorrebbe vedere qualcosa di più classico. Ecco, io sono all'antica. Magari vorrebbe vedere qualcosa che possa sconcertarlo. No, già mi è sconcitata assai, già. Perché io ci potrei fare qualcosa di esagerato. Vabbè, mi faccio E se ci facessi qualcosa di esagerato? Ce l'avevo qualche cosa esagerata? Ce l'ho! Lo può fare per fare? Sì, certamente. Music! Una supposta! A me di nuovo il foulard! Eccolo! Attenzione! Stop music! Fazzoletto vuoto! Fazzoletto pieno! Comparizione! Comparizione! Sì, magia verde! C'è qua che fa nevora. Mi coinvolga il pubblico. Anzi, me lo faccia scomparire. Che tutto che Perché se no, scusi, ci potrei fare magari un mi trucco... coinvolga il pubblico. E se ci facessi un trucco coinvolgendo qualcuno del pubblico? Cacamoretto, mi faccia qualcosa che... Io per rendere la cosa più movimentata potrei coinvolgerci uno del pubblico. Che ne pensa uno del pubblico? Ce l'ho uno del pubblico, ci sono tanti del pubblico. Allora, music! Una supposta. Forza, ha già A scelto! me gli occhi! Ha trovato uno del pubblico! È sotto ipnosi! Adesso alzati e cammina! Lazzarone! Sì, Lazzaro! In piedi sei ipnotizzato! Un applauso al Vieni a signore! me! Alza! Vieni! Alza! Vieni! Alza! Vieni! Ecco! Stop music! Seduto sembrava più piccolino. Se l'è pentito! Se l'è pentito! Stiamo scherzando. Prego, si accomodi. Lo prendo per il buono. Fa arti marziali? No. No, ma... sei emozionato? Un po'. Conosci la magia? Un po'. Io molto meno. Ti metto un po' a tuo agio. Ecco, aspetta. Ma che sta facendo? Gli esco la camicia di con la maglia di lana. Perfetto, così sta più. Lascia la bestia. Adesso. Poi. Grazie, signora pubblico. Come si chiama il signore? Gianluca. Gianluca e poi? Gianluca e basta. Ah, signor Gianluca e basta. Vabbè, lei mi giura che non mi farà mai niente? Sì. Permesso, grazie. Music! Una supposta. L'altro fuori, c'è l'altro fuori. A me! Stop music! Ed è sempre qui. È sempre qui. L'ho fatto scomparire, comparire. Faccio un trucco! Vabbè, music! Attenzione! Quanti peli, Bello maschione, Sei fidanzato? Sì. Vabbè. Ci sta asciugando petto, ci sta asciugando. Un po' moscettino oggi, A me un secondo, fula! Ai! Gli ho dato una gomitata! Quanto pelo che Come si chiama questo trucco? Si chiama trucco magico! Trucco magico.
Adesso attenzione signori del pubblico, andiamo a realizzare un nodo alla gola del signore. Sì? Il signore è emozionato ora? Forza! Ti senti un nodo alla gola? Dica sì. E lo sto facendo. Attenzione. Il nodo è... Stop music! Stop applauso! Applauso! Music! Stop! Ah, vuole finire? Ed è uno! Che cosa c'è ora? Ed è due! Stia attento! Ed è... Finocchio! Ed è strano! Io! Lo faccio scomparire io! Caravan! Caravan! Allora, volevo... Grandi! Allora, Renato è felice di essere qui questa sera, ti ho detto fammi il totale, che c'è la camminata. Ecco. Allora, Renato questa sera è molto felice di essere qua, perché naturalmente in questo luogo dove si assemblano le anime, dove si possono incontrare personalità forse così differenti, forse qualche volta banali, ma che possono suscitare, diciamo così, in questo luogo dove si fa la televisione, in questo luogo dove si costruiscono forse dei sogni, in questo luogo dove possono essere... Cioè? No, non è stringi, c'è una parola sola. Ma è ancora lungo, sono a mano inquadrato adesso. Che cosa? A cagare. Ricomincia. Ricomincia. Allora, in questo luogo dove si incontrano le anime perse che si sono, diciamo così, incontrate. Ancora? Sì, per la prima volta. Studio! Ah, c'è una parola sola per dire... Sì, uno studio. Sto studio, ce la siamo bruciata sta battuta, proprio... Ma perché devi aspettare? ma nel C'era un mezzo- problema tecnico. Sì, ma tu sei da una parte, le figure di merda le fo io, sono davanti alle telecamere, per favore. Allora, o tu fai per venire o se no si va a casa. Scusa, allora, vieni dietro, guarda, si fa una cosa, vogliamo fare un classico? Vogliamo fare un classico? Vogliamo fare il che famo, il carrozzone? Vai avanti tu, io te vengo dietro, vai. No. Come? No, calma. Vabbè, allora vai avanti, vado avanti io, mi vieni dietro tu. No. Io suono e tu canti. E che fa? Ma amorra per chi No, parte? io qua non ho e capito, tu. Scusa. Scusa tesoro. Ma non ti ricordi quando venivi da Renato che ti stava a ascoltare per ore nel camerino? Che tu imparavi, eri agli esordi, eri un sorcino. Mo sei cresciuto, mo sei una pantegana. Cerca di capire. Allora, vai, su. Da qui. Se ora facessi Battiato che tutti si aspettano Renato zero. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura, il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei se non hai il cielo? Aspetta che allora ti butto il Fahrenheit. Boia, mi hai colpito. Oh sì. Aspetta che ti butto a un certo punto egoist. Boom. Viene la polizia. Ma na na na. Si fa io da quando un bare via per che c'è. Noi mettiamo da parte, mi raccomando, viene la polizia, giustamente l'ispettore di polizia, qui ci mette le manette prima di tutto, non al Monfiano, ma al Monmoriano. Superiore, ma che sto facendo? Superiore? Ma solo una donna famiglia, ma lei usava così i cristiani, ma che sto dicendo?
superiore, ma lo vuoi sta manetta, superiore. Superiore, ma non è che per colpa di sto quattro figli poi vai a passare uguale, superiore. Guarda se qua io non c'entro, lei che cosa sta facendo qua? Innanzitutto chi è lei? Il signor Turiddu io sono, mi presento. Cosa fa qua? Io sono un posteggiatore. E l'amico suo, signor Obar, se bevi un whisky, da lì, facci ciaura rauca, chiedo. E chiedo, e che aglio? Senta, superiore, sull'onore della mia famiglia, lei guarda che non è una comportazione che lei può tenere qua insieme a tutto quanto, perché non è che io non c'entro niente, io che sogno posteggiatore, allora lei è posteggiatore abusivo, non sogno abusivo, perché pagano tutto, non sogno abusivo, non apporato, ma che sta dicendo lei, superiore? Poi giustamente gli altri poliziotti hanno preso a tutti i figli di questi professionisti, senta, non mi deve toccare perché la faccio trasferire, non mi tocchi, andiamo, non mi tocchi, superiore, la posso dire una parola, lei mi devo ascoltare, innanzitutto mi può lavare queste manette perché io sono un bravo ragazzo e che non ce l'ho le manette. Ora io giustamente lo voglio dire col signor superiore che naturalmente lei non sa cucinare i cristiani e io glielo spiego perché già un cucchiaino di filo ci rivedo. Possibilmente un ingiusto faccia sperare per davvero, lei mano non ce ne deve alzare perché sono ragazzacci, ma io non sto alzando mano. E fa male, perché se ci permetti mano ci su, spezziato così, pensa via, sto sul cielo, la valle, superiore, ma lei che mi sta attaccando al mio superiore, ma adesso che c'è buttare un latte ai picciriddi, io ero picciriddi, uno si chiama Cesarino, che ne c'è qua fatto Cesario, e l'altro si chiama Scippolo si chiama, e poi ci ho detto che forse chiamiamo Mammoro, chiamiamo Mammoro, superiore, ma che sta dicendo? Saliamo subito e ufficio a chiamare in due cellulari. Che carozza, ma venire indietro quando? In cristiano, poi in cristiano ne c'è per buscare un supani e non puoi essere. Ma a un certo punto, a mezzo alla confusione, ha commesso magari una monfiana assieme a lui in quel cellulare della polizia, da monfiana. Mi hanno rovinato! E comincia Mammoriano, non fare così, e comincia a carezzarla con le cadde e ha sgaggiato tutta parte, no? Non fare così. Non fare così, cerca di stare calma, sei così carina, da meschina, cosa mi fanno ora? Che bei capelli che hai, che sono castani chiari o castani scuri? Castano fetenno sono, castano fetenno. Mi hanno rovinato! Chiuratilla, Ucca, chiuratilla! Ma ora cosa mi fanno? Te lo spiego io, ci facciamo la cultura. Allora, noi ora ce ne andiamo alla questura. Ai chiamami scale, a destra c'è l'ufficio sezione omicidi. Noi non c'entriamo, tu ammazzasti a qualcuno? No, bravo, e allora stai tranquilla. A sinistra c'è quello antirapina, ha fatto una rapina? No, si tranquilla. Poi andiamo avanti, stai attenta, perché poi cominciano a gettare voci, no, chi è stato? Tu sembra a dire, non lo so, io non c'ero, non ti abbia arrepentita, No. Bene, poi ti prendono le impronte vegetali, ti mettono la mano lì, metterci la buona perché poi si sedivano, e poi ti fanno due fotografie, flash, una era così, e una era così, non bene la capetta così. Ma davanti conta? Non me ne ero così per cortesia, poi non piangere perché poi ci fai i cianchi cristiani. Ma ma tu stai tranquilla. Però la cosa più bella è che puoi chiamare un avvocato. Posso chiamare al mio vecchio allora? Perché che avvocato? Sì, allora chiamalo subito. Vecchio, ciao! Sono al cellulare, ma no al microtac che mi ha regalato, no, quello della polizia. Sono con un signore. Come si chiama? Un attimino, come ti chiami? Insertelo. Ma tu sai che significa? Dice, glielo possiamo dire a tuo papà, io mi chiamo signor Saro, glielo possiamo dire. Perciò si chiama Saro, papi, non te la prendere con
mamma! Io sono uscito con Marco, Andrà, con Fatima, dai, ti prego, non fare così! Senti, se vuoi me lo puoi passare. Aspetta, vecchio! Pronto! Solo una time fai mica, se. Non ci sono problemi. Hai pizzerite con me, non ci sono problemi. Ora io le voglio dire una cosa, signor avvocato, ma lei è troppo così, va, troppo crudele con le pizzerite. Sono cose di carossare. E perché sto parlando da queste ore? Ma non stai capendo? Ma perché lei si sta sdovacando così? Ma non stai capendo? Perché da lei uno da sopra? Ma non stai capendo? Ma lei lo sa così in cristiano o non sa? Senti, ci stai erano, va bene, va, parecchio tu con topa, va, non mi inflani, io non lo stai capendo. Vecchio, ti prego, non te la mettere con me, vecchio. Ci pigliamo un dito, non te la metti con me. Papi, ti prego, papi, vecchio. Non capisci niente, sì, te l'ho detto sempre, la scorsa volta e te lo dico ora. Una di 14 anni, uno di 60 anni, non hai capito niente della vita! Para pa para para pa para pa para pa. Domani 8 gennaio si festeggia San Berillo, protettore dei bulling. San Berillo nacque da famiglia agiata e già da piccolo lo si vedeva giocare nel suo quartiere, il famoso quartiere di San Berillo. Crescendo iniziò ad accumulare tanta ricchezza che per via delle finanze fu corteggiato da molte donnine che stazionavano nei suoi pressi per provare il piacere della compagnia. E di compagnia ce n'era tanta che qualcuno iniziò sommessamente a metter su un esercizio commerciale. Ma non avevano la licenza e perciò la polizia periodicamente faceva delle irruzioni, facendo girare le balle a tutti. E di palle ne girarono molte da allora, soprattutto ai proprietari delle case, che decisero tutti insieme di aprire un bowling, visto il gran girare di palle. E da allora San Berillo divenne il protettore dei bowling. Proverbio del giorno francese: le matinée fa le journée. Il primo che vi consigliamo questa Buono, sera è buono, è buono, Cos'è? è Cos'è? buono, Cos'è? Dico è cos'è? buono, Cos'è? Cos'è? è buono, Dico voce del verbo è buono. Bucatini alla matriciana. Esatto, come si- Impariamo a prepararli. Come si preparano? qui intervengo io, maestro, Allora, per favore. vediamo. Allora, si prendono i bucatini, Si prendono i bucatini. bucatini. I bucatini hanno una particolarità. Quale? Sono bucatini, Sì, ma perché si chiamano bucatini? perché hanno il bucatino. Dove ce l'hanno il bucatino? E allora? Allora, Cosa si si fa? prendono i bucatini. Cosa si e fa? prima preventivamente, per la quale avete acceso il fuoco, Sì. di cui fate bollire l'acqua. Scusi, lei mi ricorda Piricone? sta parlando. Mi parli da me, da cuoco, mi Fate pare. bollire l'acqua. Appena l'acqua ha preso il voglio, signorina, il voglio. Sta bollendo, signorina, sta Ave bollendo. mezz'ora che lei mi guarda, signor. Forse non capisce il voglio. Il voglio è quando l'acqua ci acchiarano le bolle. Così. Lo faccia un poco, per favore, per favore. Faccia fare il bollo, faccia gli altri. No, miei. Faccia il bollo. Di nuovo, fammelo di nuovo. Sì, ancora. Ah, titolo gli porta pure il microfono. Ha fatto il bollo. È giusto, Mr. Advertising. Ha fatto il bollo.
Dopo che ha fatto Quando i l'acqua bolle, come dice... si prende il bucatino e si mette nella pentola. Chiaramente ci sarà una certa resistenza. Da parte di chi? Del bucatino. Perché che vuole? E il signor fissa che sono all'acqua cavola. Ma non lo convinciamo, diceva fatti il bagno, già si da rintra. Fatti il bagno e il bucatino entra lì dentro. Dopodiché Si scola questa Sì. pasta quando si è cottata ingredienti e si ci mette aglio e olio. e olio. Sì, e basta. Aglio. Aglio. E dopodiché? Si mette aglio. Aglio. E mi piace sapere l'aglio. Dopodiché? Ci mettiamo l'aglio. Sì. Dopodiché... Facciamo una visitina. Dopodiché si telefona a Luciana, che è una carissima amica. Chi è Luciana? Un'amica mia. Un'amica Noi tua. tra gli amici la chiamiamo Ciana. La sua amica Ciana. Ciana, E sì. allora? E ci telefono. Pronto? C'è tua mamma a casa? Sì. E lei dice sì, sto venendo e ti porto la pasta. E ci ho portato la pasta. La pasta a chi? I bucatini a Matriciana. Una buttata e una girata. Bene. Passiamo al secondo e concludiamo il nostro menù di questa sera. Il secondo. Come secondo Buono, facciamo... buono. Secondo? Buono, perché lo devo dire, buono. Siccome la signora prima parlava degli uccelli, Esatto. abbiamo colto il suo messaggio. Abbiamo pensato di suggerirvi la cacciagione. Facciamo un po' di cacciagione. Facciamo un po' di cacciagione. Anche se tu non sei molto d'accordo con la cacciagione, ma facciamo un po' di cacciagione. Io non sono d'accordo, no, perché gli animali non vanno uccisi, non è giusto. La cacciagione, siccome è cacciagione, non vanno uccisi gli animali. No, non vanno Invece, nei vari macelli ci dicono, per favore, t'ammazzi. Non l'ammazzano pure là. scusa. Comunque, se dobbiamo fare cacciagione, Facciamo la cacciagione. vogliamo fare cacciagione, facciamo cacciagione. Altrimenti, Facciamo. se il pennuto non ci piace, a tu l'uccello con le pinne ti piace? Ti piacciono più gli uccelli o le pinne? Le pinne, dico. Più di una. L'uccello ha più di una pinna. Fortuna. Molte pinne, Non c'erano una sola. noi una sola. Cosa succede? Che se non vogliamo i pennuti, possiamo passare alla carne. La carne. Una bella fiorentina, una bella bistecca fiorentina. Com'è la fiorentina? Buona. Com'è la fiorentina? Oh, su via ragazzo, che fai stasera? Ma la fiorentina. La fiorentina. È da che cosa viene fuori? dalla mucca, Dalla mucca. Ma noi sappiamo che la mucca deve essere controllata. Certo. I pascoli controllati, le stalle controllate, le gabinette controllate. la carne controllata. controllata. Perché? Perché? Perché c'è il pericolo della mucca pazza. E allora dobbiamo stare attenti perché ci chiediamo tutti quanti, com'è la mucca pazza? Com'è la mucca? Com'è la mucca? La mucca. Fai una mucca. Fai la mucca con le corna. Mio marito mi fotte. Ma se la mucca è pazza, come fa? Come fa? Come fa? Che c'ha? Che sono pazza! Che c'è? Che sta facendo? Che sta facendo? Esca fuori. Fuori di qua, fuori di qua. Esca. La canzone incomincia qua e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Che poi veramente io ne ho parlato tanto, per esempio poi le pubblicità dei nostri bambini sono quelli che veramente sono sino condizionati. Io mi ricordo ai nostri figli una volta si poteva comprare qualsiasi cosa, ora si compra tutto reclamizzato. Vi ricordate c'è stato l'anno di Sailor Moon? Tu c'avevi bambina di 2 anni, papà e mamma non lo sapeva dire, ma se tu ci dicevi la vuoi la penna di Sailor Moon. Un diario di Sailor Moon. La cartella di Sailor Moon, le scarpetti Sailor Moon, i quasetti Sailor Moon, l'orologi Sailor Moon, i corni Sailor Moon, tutti così Sailor Moon. Se la mamma ci diceva la vuoi la sorellina, no, voglio la sorella Sailor Moon, lo capisci? Poi ci sono stati quegli spot, vi ricordate quello dell'Ava? Che c'era la tavola bianca, tutto pulito, a un certo punto suo padre dopo piccerino senza motivo piglio piatto cusuku e c'è un coppolo, vi ricordate, una tovaglia
Du sugo che sgrilla da tutti i lati e so pace chi ce fa? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tanto c'è Ava che pulisce tutto. Mio padre a me era così, non me l'ha detto mai. Io una cosa del genere non mi sarei mai permesso, ma voleva fare pure io, signore. Voleva venire a mio padre che mi diceva, non ti preoccupare. Ho aspettato la domenica, tutti i parenti a casa mia. Pigliava la pasta con il sugo, non me lo posso scordare. Ci usciva un nuovo piatto, pum, tutto tovaglia, anchiappavo tendine, tutte cose. E mi aspettava a me padre, che mi diceva, non ti preoccupare. Chi va stonate, i timpolate che potte pigliare, ancora ci ciccano Ava fanculo, va. Queste belle canzoni di Battisti intramontabile, il mito. Che cosa c'hai? Le voci non ci sono più. Chi hai adesso? Chi hai? Luca Carboni? Che quando canta parestitico? Mi si è assettata così. Dove vuoi? Farfallina! Tutto surato. Stanno scendo. Ho bisogno d'affetto! E tu hai bisogno di una purga che ti schiarisce la voce. Meglio non bene cosa ti fa effetto. Cosa canti? Che uno veramente poi rimpiange le belle canzoni, le vecchie canzoni. Vasco Rossi. C'era una canzone bellissima di Vasco Rossi che se me la ricordo è bellissima, che era bella, le parole. Più o meno così, una vecchia canzone. Oh, Tofi, Tofi, Tofi. Oh, Tofi, Tofi, Tofi. Oh, Tofi, Tofi, Tofi. Poi se me la ricordo ancora, mi pare che faceva oh, Tofi, Tofi, Tofi. Tofi, toso, Tofi. Tofi, Tofi. Poi le parole cambiavano. Passami l'asciugamani, quella lì sul divano. Tofi, stocca tu quadro, Tofi. Vedi, quando l'uomo dice ho fame, quando dice ho sonno, sono stanco, sono stanco. Che bei capelli che hai, facciamo sesso. Quando un uomo vi dice così, facciamo sesso. Quando vi dice andiamo al cinema, mi piacerebbe fare sesso con te. Posso portarti fuori a cena? Mi piacerebbe fare sesso con te. Posso chiamarti qualche volta? Mi piacerebbe fare sesso con te. Sembri tesa, ti faccio un massaggio. Ti voglio accarezzare, poi mi piacerebbe fare sesso.